Quarto giorno di lavoro per la nuova rosa biancazzurra dell'Acregas, che all'Esseneto continua a sudare per preparare al meglio la prossima stagione agonistica di Serie D. Un ritiro che si protrarrà sino al prossimo 13 agosto, per poi riprendere dopo le vacanze brevi agostane che sono state praticamente scelte per rilassarsi. Ma sabato prossimo, 3 agosto, si giocherà il primo galoppo congiunto contro i cugini del Gemini, militante in promozione, per verificare i progressi raggiunti. Intanto ritorna alla base dopo qualche anno di girovagare l'attaccante Vincenzo Tuccio, classe 2001, originario di Gela ma cresciuto nel fiorente vivaio dell'Acregas ai tempi della Lega Pro. Dopo tanta esperienza per i campi di eccellenze D con le maglie di Nissa, Gela, San Cataldese, la scorsa stagione è stato in forza a Ragusa con cui ha realizzato ben 8 reti. Tuccio è a disposizione del tecnico Lillo Bonfatto da qualche giorno e si allena regolarmente con i propri nuovi compagni. Un altro compito societario è stato invece assegnato all'avvocato Salvatore Rino Cucchiara, stimato professionista legale agrigentino, il quale è stato designato nuovo dirigente responsabile degli affari legali del club. Da molteplici anni al fianco del blasone biancazzurro, però nella veste di grande tifoso adesso c'è l'opportunità di stare maggiormente vicino al suo gigante. Infine nell'organigramma biancazzurro sono stati riconfermati nel ruolo di vicepresidente Roberta Lala, il medico sociale e dottor Salvatore Bottone e come responsabile marketing e social media Ines Casalicchio.